Buongiorno a tutti, ci troviamo oggi qui riuniti, si può dire riuniti in conferenza, anche se siamo in videoconferenza. Sappiamo chi è collegato, sappiamo come sono presenti, ma li vedremo di volta in volta. Quindi direi di non perdere tempo in grandi presentazioni, ma direi di dire due cose importantissime. La prima, che siamo qui oggi grazie al fatto che tutti ci siamo occupati, ci stiamo occupando e ci piace prenderci cura di tutti i longevi del territorio di Padova. Ecco, quindi siamo qua per questo oggi. Quindi quando diciamo che i longevi sono risorsa di relazione, credo che la giornata di oggi sia esattamente la prova di tutto questo, una delle tante prove di tutto questo. E sarà presente con noi l'assessore Marta Nalin, che mi dicono che stiamo attendendo a minuti. Ci sarà sempre del settore servizi sociali del Comune di Padova Vilma Michelotto, Maria Grazia Guzzon ed Elena Segato. Dopodiché avremo un importantissimo intervento di Nicolò Gennaro, che chiaramente rappresenta in questo momento la ricchezza e la vitalità del volontariato di Padova proprio in quest'anno. Padova, capitale europea del volontariato, è stata veramente generativa, direi che è stato un anno generativo, dopo sentiremo il suo intervento. Ci sarà Silvana Bortolami, che per quanto riguarda la longevità risorsa direi che rappresenta un punto di riferimento di rete di relazioni, e quindi poi daremo corso al resto della videoconferenza. Quindi direi di passare la parola alle persone del Comune di Padova, nell'ordine Vilma Michelotto, poi Maria Grazia Guzzon e Elena Segato, fino attesa dell'assessore Nalin, poi parlerà Nicolò Gennaro, poi Silvana Bortolami. Quindi prego le persone del Comune di Padova che rappresentano le istituzioni. Grazie. Grazie, buongiorno, appunto sono Vilma Michelotto, ho seguito e sono stata referente dell'ufficio attività creative terza età all'interno del settore servizi sociali del Comune di Padova. Dico sono stata perché in questo momento il settore servizi sociali ha in atto una riorganizzazione, per cui abbiamo anche il piacere oggi di presentare la nuova referente per gli aspetti tecnici, diciamo, dell'ufficio, oltre che direttamente di tutta l'area anziani, la dottoressa Segato, che farà un intervento successivamente. Io continuerò comunque a occuparmi degli aspetti amministrativi. Mi piace comunque così riportarvi molto velocemente l'esperienza del Comune di Padova del settore servizi sociali, ente capofila di un progetto importante, Padova città amica dell'anziano. Dico che è importante perché forse è uno dei primi esperimenti che Padova, il Comune di Padova, il settore servizi sociali ha fatto come creazione di rete tra i soggetti che lavorano in Padova a favore della terza età, sia l'anziano autosufficiente ma anche l'anziano fragile. Vi ricordo così velocemente gli obiettivi di questo progetto, che ha partecipato al bando regionale promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Gli obiettivi sono sicuramente ambiziosi, aumentare il benessere individuale e le opportunità di socializzazione e incontro nella terza età, promuovendo anche azioni che riguardino comportamenti attinenti alla salute delle persone anziane. Il nostro obiettivo anche è prevenire il decadimento cognitivo, anche attraverso questa cosa importante, soprattutto importante in questo periodo di emergenza sanitaria, per la diffusione di tecnologie che aiutano a tenere in rete l'anziano e quindi a superare i problemi di isolamento, che sono proprio caratteristici anche di questo periodo per l'anziano. E comunque obiettivo importante finale è anche stimolare le risorse, tutte le risorse presenti nel territorio, e potenziare il lavoro di rete. Richiamo al lavoro di rete perché i soggetti, i partner, i collaboratori del progetto sono importanti, sono cooperative del privato sociale, ma anche istituzioni come Alta Vita, Operapia, quindi residenze per anziani,
E cito anche tra i collaboratori l'ente ospitante di questo importante intervento, quindi la Fondazione Opera Immacolata Concezione, oltre ad altre associazioni, FAPACLI, AMAP, il Telefono Amico. È un progetto che da un punto di vista del valore economico non è, come dico io, strabiliante. Stiamo parlando di 66.000 euro. Io attribuisco non il valore economico al progetto, ma il significato, in particolare appunto ricordo quello di far rete. Mi piace anche ricordare che questo progetto ha un arco temporale, si va a sviluppare in un arco temporale che purtroppo coincide in questo periodo di emergenza sanitaria, dove non sarà facile creare rete, mantenere rete tra gli enti, ma sarà anche un rapporto stimolante proprio perché va a cercare nuove relazioni, nuove modalità di relazioni tra gli enti e con il territorio. Sostanzialmente si caratterizza per attribuire centralità a un soggetto già presente che è il tavolo territoriale per la terza età, dove gli enti che lavorano per la terza età nel comune di Padova si riuniscono periodicamente e portano le problematiche, ma portano anche eventuali soluzioni che cerchiamo sempre in rete. Poi esiste tutto un altro aspetto che va a sviluppare aspetti di intergenerazionalità con gli anziani, con i giovani, con gli universitari. Va anche a cercare gli anziani nel territorio. Ecco che qui allora voglio citare un altro punto importante, un aspetto importante rispetto alla progettualità OIC, e quindi va a richiamare i passaggi nel territorio programmati di un camper che è stata una proposta emersa all'interno dei tavoli 2020 proprio di quest'anno, e quindi andremo a cercare gli anziani nel territorio, a sentire le loro esigenze e a cercare poi eventuali proposte di soluzione. Esiste infine un'ultima parte riguardante una formazione a favore sia dei volontari che operano a favore degli anziani, ma anche degli stessi anziani. Ecco, concluderei qui e lascerei la parola. Mi pare che sia arrivato l'assessore Analin, non so se ho visto male. Sì, ho visto, quindi ovviamente direi di passare la parola all'assessore per un saluto, visto che Padova si sta dimostrando veramente una realtà attenta alla longevità, attenta ai progetti in quest'anno che ha delle eccezionalità. La prima, ripeto, Padova, capitale europea del volontariato, con tutte le risorse in campo, in gioco, ma anche e soprattutto in un momento di grande difficoltà dove questo serve. Quindi prego Assessore per un suo intervento, grazie. Sì, grazie, mi scuso per il ritardo. So che i tempi sono strettissimi, quindi veramente un saluto veloce per poi lasciare spazio a tutte le al racconto di tutte le iniziative. Credo sì che la nostra azione in rete con i tantissimi soggetti del territorio che lavorano su progetti e azioni in favore della terza età sia fondamentale e ci stia consentendo di fare veramente un cambio di passo e un cambio proprio di prospettiva e di approccio. Stiamo imparando a usare nuovi strumenti che sono quelli di condividere progettualità e costruirle insieme, come quelle raccontate appena adesso dalla dottoressa Michelotto, e anche proprio usare nuovi strumenti tipo questi, quelli che ci offre la tecnologia, che ci consentono di valorizzare la ricchezza di tutte e tutti e anche di rimettere al centro le persone. I servizi sociali hanno forse avuto finora la tendenza un po' a mettere al centro il servizio e poi adeguare la persona, il bisogno della persona al servizio. Quello che stiamo imparando a fare e che quest'anno insomma ci spinge ancora di più a fare con le conseguenze legate all'emergenza sanitaria e anche però il lavoro all'interno di Padova Capitale Europea del Volontariato
e del tavolo della terza età è proprio invece rimettere al centro la persona e immaginare servizi attorno ai bisogni e anche alle qualità, ai talenti, alle ricchezze che ogni singola persona possa esprimere. Tanto più questo è possibile e ci riesce, insomma, quando mettiamo al centro la persona anziana che è portatrice di ricchezza per eccellenza e che pur nelle fragilità che l'andare avanti del tempo determina, in realtà vanno valorizzate e vanno considerate come tesoro da mettere a servizio di tutta la comunità. E quello che stiamo cercando di fare con tutti i progetti, è quello che OIC fa, mi viene da dire praticamente ogni giorno, con tutti i servizi, sia quelli proprio di accoglienza e di lavoro, sia attraverso questo progetto, il progetto di cui si parla, e la sua presenza nelle reti territoriali. Per questo colgo l'occasione per ringraziarla. Ecco, direi che è questo un po' lo spirito con cui come amministrazione stiamo lavorando in materia di servizi e di azioni per la terza età. Mi fermerei qui, così possiamo ascoltare chi ci racconta più nel concreto come si lavora sul nostro territorio. Vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento. Grazie Assessore, anche perché si può proprio dire che a Padova non è mai esistito il distanziamento sociale, grazie proprio anche a queste regie, ma casomai purtroppo c'è il distanziamento fisico, ma il distanziamento sociale no. È molto importante creare questa veramente differenza, perché il distanziamento sociale vuol dire mancanza di riferimenti, mancanza di punti dove poter andare a chiedere aiuto, mancanza di una rete. Invece questo, diciamo, a Padova c'è. Quindi grazie Assessore veramente di questa regia. Ecco, volevo quindi passare la parola alla dottoressa Guzzon e dottoressa Segato, se vogliono aggiungere qualcosa, per poi passare all'intervento di Nicolò Gennaro. Grazie. Vi sentiamo. Mi dicono che la regia mi dice che c'è qualche problema tecnico, quindi a questo punto passerei la parola proprio a Nicolò Gennaro, che, diciamo, come dicevo prima, in questo momento rappresenta veramente un riferimento del futuro di Padova come centro di relazione fra le risorse buone del volontariato. Prego Nicolò, grazie. Grazie Fabio, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Che presentazione, che onere che mi lasci sulle spalle. Scusate la connessione. Forse si sta inserendo qualcun altro. Mi fermo? Allora, lasciamo la parola a Nicolò Gennaro, poi dopo riprendiamo, grazie. Va bene. Sì, effettivamente più che insomma l'onere sulle spalle, per me è un onore come dire, poter lavorare a questo progetto di Padova Capitale Europea del Volontariato, che come proprio l'iniziativa di oggi, che contiene la parola generativo legato al tema degli anziani, è stato, confermo, insomma, è un progetto molto generativo per il territorio, per tutta la città, per quello che si sta creando, per quello che ha già creato, e ne abbiamo visto bene appunto questi aspetti nel momento in cui la nostra città, come tutto il resto del mondo, è stata investita da questa pandemia, insomma, che ci ha costretto a rivedere radicalmente le nostre priorità e accorgerci anche di molte fragilità che ci sono nella nostra comunità, che tante volte vengono un po' ignorate, invece ora le abbiamo viste in tutta la loro recrudescenza. E quindi sì, Padova Capitale Europea del Volontariato ha iniziato da subito a mettere in piedi dei percorsi e dei progetti che avevano l'ottica generativa, quindi di poter essere in qualche modo stimolo, proposta per lasciare poi nel territorio delle buone pratiche, dei percorsi che fossero poi continuativi e che potessero migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone e implementare la capacità inclusiva delle nostre comunità. E abbiamo inaugurato il 7 di febbraio con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una bellissima giornata, 6.000 volontari da tutta Italia, appunto il nostro Presidente che ha detto delle cose importantissime da quel palco.
15 giorni dopo è arrivato il primo caso confermato di coronavirus proprio nel territorio della nostra provincia, insieme ad alcuni altri della provincia bergamasca, e da lì è cambiato completamente il mondo. Non è cambiato però l'approccio e i valori che orientano e motivano l'azione del volontariato. E non è cambiato e ha dimostrato ancora tutta la propria vitalità e la propria necessità nei confronti della comunità. Io per parlarvi di questo mi vorrei appoggiare ad alcune immagini, chiedo alla regia di far partire la prima. Eccolo qui, questa è un'immagine insolita per parlare di volontariato, è un bellissimo affresco che c'è nella chiesa di San Polo a Venezia, è un dipinto del Tintoretto, rappresenta l'ultima cena. E perché ve lo faccio vedere? Perché si parla di volontariato già appunto secoli fa. Gli stessi valori che orientano il volontariato di oggi erano quelli che muovevano la carità e il volontariato anche a quei tempi. Come vedete è rappresentata l'ultima cena, c'è un personaggio centrale subito sotto Cristo che sta porgendo del pane ad un mendicante. Quel personaggio, stranamente, perché insomma ci sorprende scoprire chi sia, è Giuda. Lo riconosciamo perché ha un borsellino con i denari legati alla cintola. Quindi vediamo subito appunto presentato stranamente nel compiere un'azione caritatevole, e questo ci stupisce. E in realtà il pittore, il Tintoretto, ha voluto rappresentarlo proprio per raccontare la differenza che c'è tra una opera caritatevole fatta per, come dire, per promuovere se stessi, fatta in maniera egoistica per cercare di apparire, e un'opera caritatevole invece che ha in sé i valori del volontariato. Come lo fa il Tintoretto? Mettendo in esposizione appunto questo gesto che fa Giuda, ma creando il parallelismo con quell'altro apostolo seduto più o meno a capotavola più a destra di Giuda, dove vediamo che c'è appunto quest'altro apostolo che porge un frutto ad un altro mendicante, questa volta un bambino. Qual è la differenza essenziale tra i due gesti? Che Giuda porge il pane senza guardare il mendicante, è girato dall'altra parte, mentre l'altro apostolo lo sta porgendo guardando negli occhi il destinatario, guardando negli occhi il bambino. E questo è l'elemento essenziale del volontariato e della solidarietà che vuole essere generativa, cioè l'elemento della relazione. E questo nei secoli non cambia, è questa la caratteristica fondamentale, al di là della gratuità, al di là del disinteresse, è proprio la relazione tra le persone. E se cambiamo slide e andiamo all'immagine successiva, arriviamo ai giorni nostri e vediamo, ecco qui, una bellissima immagine di una fotografa, Valentina, che ci ha seguito durante tutto il periodo del lockdown nelle azioni di solidarietà che abbiamo chiamato Per Padova, Noi Ci Siamo, e fa vedere un'azione della protezione civile che è andata a consegnare delle spese nelle famiglie delle persone, e guardate che meravigliosa immagine con cui questo elemento della relazione esplode in tutta la sua bellezza. Vedete appunto queste persone che nel volontariato non si limitano alla consegna della spesa, non si limitano a dare risposta al bisogno materiale, al bisogno essenziale delle persone, ma anche qui la potenza dello sguardo, la potenza della relazione. Quindi questa capacità, questo valore che il volontariato porta nel creare, costruire relazioni, anche se temporanee, anche se momentanee, e quello è il calore che entra nelle case di persone poi costrette magari a stare in quarantena, a essere legate alle proprie quattro mura domestiche dal lockdown. E quello che diceva Fabio Toso prima è ancor più vero: siamo stati distanti, siamo distanti fisicamente, ma siamo uniti nella relazione. Passando all'ultima slide vi faccio vedere, questo è un tema che anche nel vostro progetto è stato esplorato molto, quindi il legame poi della tecnologia, vedere come la tecnologia ci aiuta il volontariato a mantenere vivi anche questi aspetti valoriali di relazione. La mappa che state vedendo è la geolocalizzazione di tutti i volontari, 1800 persone, che hanno dato la loro disponibilità e hanno detto: per Padova noi ci siamo. L'hanno fatto, hanno messo a disposizione il loro tempo, le loro energie, hanno permesso la geolocalizzazione delle loro posizioni, in modo tale che per dare risposta ai tanti bisogni di spesa, di generi alimentari, di mascherine, tutto quello che era necessario, veniva fatto triangolando l'informazione con la richiesta che arrivava dal sociale del comune di Padova,
e noi come centro servizio volontariato che individuavamo esattamente il volontario più vicino al bisogno, e in questo modo riuscivamo a limitare gli spostamenti da una parte, ma soprattutto, torno a dire, creare relazioni di comunità, creare relazioni tra le persone. E questi volontari hanno conosciuto magari il proprio dirimpettaio, il proprio vicino di casa che aveva dei bisogni, era in una condizione di fragilità, e così sono nate centinaia e centinaia, migliaia di relazioni, non relazioni d'aiuto, relazioni di cura, relazioni di amicizia, relazioni significative, ed è questo che fa il volontariato, è quello che avete fatto anche voi con questo progetto, è quello che Padova Capitale lascerà come patrimonio alla nostra città. Un patrimonio, un giacimento straordinario di relazioni, di generazione di percorsi, progetti, collaborazioni che poi segneranno il riscatto della nostra comunità nel futuro. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Nicolò, io credo che quello che resterà sicuramente di questa esperienza di Padova nelle associazioni sarà la consapevolezza. Già c'era molto prima, ma rendersi consapevoli è qualcosa in più, e quindi poter mirare ad obiettivi ancora più alti, ancora di poter allargare ancora di più la rete. Quindi grazie veramente della tua testimonianza, grazie anche delle sollecitazioni culturali veramente molto, molto interessanti. Volevo adesso ripassare la parola alla dottoressa Guzzon e dottoressa Segato, che prima avevano... Eccole qua, se ci vogliono dare anche loro un breve saluto, grazie. Sì, buongiorno a tutti, scusate l'interruzione, ma la connessione non è stata così, insomma, semplice e lineare. Io saluto, mi presento, sono Segato Elena e sono la nuova referente rispetto all'ufficio attività creative del Comune di Padova nel nuovo disegno della riorganizzazione del settore servizi sociali del Comune. E colgo con molto stimolo e positività tutti questi nuovi spunti rispetto al tema della progettazione, prevenzione, costruzione, insomma sviluppo di comunità e di reti, che ecco è l'altra faccia della nostra professione di assistente sociale, per cui ecco è una sfida, ma anche voglio dire mi trovo molto in linea e volenterosa nel tuffarmi in questa nuova avventura. Lascio la parola a Maria Grazia Guzzon per non rubare ecco tempo prezioso. Intanto grazie e buona giornata. Buongiorno a tutti, sarò molto breve per non rubare appunto tempo ai molti relatori che poi ci saranno. Allora, io mi occupo dell'ufficio attività creative e terza età quasi da 8 anni, sono un assistente sociale e mi piace ricordare attraverso anche questi interventi come il progetto di longevità generativa dell'OIC si sia comunque sempre connesso sia con le attività che sta facendo, portando avanti da molti anni il nostro ufficio, con anche il progetto Padova Città Amica per l'Anziano che è in corso, e anche con un rapporto diretto con il territorio. E quindi questo filo conduttore di connessioni proprio fra valoriali, insomma, ecco, e di obiettivo che ci sta coinvolgendo tutti, insomma, all'interno di questo percorso. E ricordo che anche durante la pandemia, rispetto a Padova 2020, come ha accennato Gennaro, le attività, diciamo, del nostro settore sono state molto intense e sempre in connessione con tutti gli altri soggetti del territorio, in particolare con il CSV ovviamente, però anche con tutte le altre associazioni. E concordo col fatto che tutta questa esperienza, e lo sto vedendo anche attraverso il mio ufficio con tutte le attività che per forza di cose abbiamo dovuto trasformare in corsi online, e sta generando nuove modalità proprio di relazioni, ma relazioni significative, come diceva Gennaro prima. Io non sto molto a perdere tempo rispetto a quello che facciamo noi, ricordo solo le finalità più importanti
che sono la socializzazione e l'organizzazione del tempo libero e il contrasto del declino fisico. Questo per dirla molto in breve. Il tavolo territoriale terza età, diciamo che è il filo conduttore attraverso cui anche l'ufficio arte si sta rivisitando anche come servizio per la città, insomma, ecco. Quindi direi, dottor Toso, che oltre alla consapevolezza c'è anche una nuova propria visione della connessione che c'è anche fra le istituzioni e le associazioni. Io mi fermo qui e lascio la parola agli altri. Avete visto la slide con il nostro indirizzo, numero di telefono, anche per passaggi, insomma, ecco, per gli anziani che conoscete. Grazie intanto, e io ringrazio in particolare Alessandra Bocchio Chiavetto, con cui abbiamo collaborato anche all'interno del vostro progetto, e di cui voi siete i capofila e viceversa siete collaboratori nel nostro progetto, quindi c'è una continuità e, ripeto, una interconnessione tra le varie azioni che portiamo tutti avanti. Grazie. Grazie, molte grazie. Vedete, il comune è assolutamente molto attivo nelle sue funzioni, ma soprattutto nelle sue persone. E adesso volevo passare la parola a Silvana Bortolami del Pronto Anziano. Ecco, quindi già questa parola pronto anziano, pronto a tantissime cose. Quindi prego Silvana, grazie. Silvana ha qualche difficoltà di connessione, mi pare, non sentiamo, la vediamo ma non la sentiamo. Silvana, non la sentiamo, chiediamo alla regia di... Allora, mi permetto solo di dire un pensiero e perdonatemi se faccio questo pensiero assolutamente, che è un pensiero da Opera Immacolata Concezione. Credo che oggi il professor Ferro sarebbe stato una persona felicissima, perché questa sua idea che attraverso la tecnologia i longevi possono diventare motori di relazione, proprio perché rappresentano una rete di esperienza, quindi questa cosa qui io credo che sarebbe stato veramente felicissimo vedere che il suo disegno, la sua visione si è concentrata, si è realizzata ed ha un grande futuro, soprattutto in relazione con le istituzioni, perché guardate che una delle sue grandi visioni era non che la fondazione diventasse grande, ma che fosse un forte motore per il territorio. Quindi veramente siamo felici di poter pensare a questa visione, a questa memoria, ma soprattutto a questo futuro. Prego Silvana, ci sei? No. Abbiamo qualche difficoltà. Prima l'avevamo sentita, proviamo a vedere se per caso spegnendo il video riesce a essere più rintracciabile. Va bene, siccome non voglio portare via, ecco, allora diciamo così che adesso proseguiamo e direi di passare proprio alle azioni pratiche che sono state messe in campo. Silvana c'è? No, non riusciamo a beccarla. Vabbè, comunque è collegata, quindi la regia si dà da fare per poter recuperare il collegamento. Quindi passerei adesso la parola ad Alessandra Bocchio Chiavetto, che di questa attività è stata sicuramente uno dei motori insieme a tante altre persone che sentirete, sì, perché poi alla fine... Ci sei Silvana? Non si riesce... Vabbè, quindi passo la parola ad Alessandra proprio per illustrare insieme a tutte le successive attività la parte concreta, ma abbiamo già visto quanto di queste realtà rientrano proprio in un disegno, in una strategia, in visioni di chi crede nella longevità come risorsa. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Entriamo quindi nel vivo di questa...
Sento Silvana Bortolami, un po' la voce, un po' a strappi. Vediamo se si riesce. Ma mi sentite adesso, scusate? Sì. Silvana, ti sentiamo, la voce la sentiamo. Se mi dà Non... mi sentite? Ok. Ok, allora continuiamo intanto che Silvana forse riesce a migliorare il collegamento per entrare nel vivo, quindi ringrazio il dottor Toso per l'input e entriamo nel vivo della seconda sessione di questo bel convegno che ci aiuta proprio a introdurci nelle esperienze, nelle attività di progetto. Chiedo alla regia di poter avere la slide che ci aiuta appunto così a dare una visione generale di questo progetto, l'anziano generativo, relazioni intergenerazionali, tecnologia, supporto e assistenza familiare, finanziate da Regione Veneto. È un progetto molto articolato, la cui azione prioritaria per noi è stata l'azione 2, ha visto coinvolte diciamo 2 macro aree, sono quelle che vedete diciamo in giallo, per cui la promozione della longevità attiva attraverso percorsi innovativi proprio legati al supporto e al sostegno della longevità nella fase della terza età, nelle fasi di passaggio e di cambiamento, e poi un'altra macro area che riguarda proprio la domiciliarietà con tutta una serie di azioni che vanno sia dal supporto ma anche dal trasferimento di competenze. Vediamo inoltre che questa, che per noi era l'azione prioritaria, quella scelta finanziata da progetto, si intreccia virtuosamente con tutta una serie di altre sottoazioni che erano previste dal bando progettuale, che siamo riusciti ad integrare appunto nella macro area, quindi azioni che riguardano proprio la promozione del benessere nell'età anziana, quindi alimentazione e longevità, la parte che riguarda il movimento e gli anziani all'interno di un'attività prevista nel progetto, una terza azione che poi nel tempo è diventata fondamentale, che riguarda proprio l'uso delle tecnologie amiche, e poi azioni appunto di solidarietà sociale attraverso incontri culturali e cicli rivolti proprio agli anziani. Ecco, questo è l'impianto generale del progetto che mi piaceva condividere prima di addentrarci proprio alle singole progettualità. Allora, io a questo punto vediamo, dobbiamo vedere se Silvana Bortolami riesce a collegarsi, altrimenti andiamo a passare la parola alla prossima relazione che vede coinvolta Giancarla Milan, presidente di Associazione Agorà, terza età protagonista. Però vediamo, vedo Silvana, vediamo se riesce a raggiungerci. Purtroppo sentiamo... Ah, tu ci sei? Benissimo. Ok. Sì. Perché appunto vedo molto bene. Purtroppo Silvana ti sentiamo molto a strappi. Allora io faccio una cosa di questo genere, postazione, però servono 2 minuti, un secondo. Ok, allora Silvana Bortolami cambia postazione e allora a questo punto passiamo la parola a Giancarla Milan, presidente dell'Associazione Agorà, terza età protagonista,
che inizia a livello pratico operativo proprio questa seconda sessione parlandoci e raccontandoci l'importanza della cultura della longevità attiva all'interno del progetto. Grazie Giancarla. No, microfono. Mi sentite? Ok. Allora, buongiorno a tutti. Vorrei iniziare con le parole che il professor Angelo Ferro, visto che l'ha nominato anche il professor Toso, aveva racchiuso in un suo lontano pensiero. Fin quando il tuo cuore e il tuo animo ricevono messaggi di bellezza, di gioia, di vita, sia dall'ambiente, sia dall'uomo, sia dall'infinito, tu sarai giovane. Un pensiero meraviglioso e pieno di speranza, ma una parte di questi messaggi avevano bisogno di un aiuto per arrivare a destinazione. All'inizio del terzo millennio iniziava la nostra sfida con i primi corsi di terza età protagonista. Avevamo a nostro favore il dono della vita e quindi la straordinaria capacità di incontrarci con gli altri, anche con gli svantaggiati che vedevano intorno a noi, perché lo svantaggio era colmabile da una condivisione. Non potevamo cambiare certe realtà, ma potevamo cambiare i cuori. Uomini e donne di diversa cultura ed esperienza lavorativa che attraverso un percorso di formazione condotto da abili professionisti venivamo aiutati ad invecchiare, a riprogettare una nuova vita di interessi, di mutuo aiuto, di voglia di uscire di casa per combattere la solitudine, per non cadere nella grave malattia della depressione, per riacquistare quella voglia di vivere che credevamo di aver perduto. Era nata l'associazione Agorà Terza Età Protagonista con degli spazi tutti suoi dove si respirava un'aria di serenità, di complicità, di riflessione, di scambio di opinioni e di idee, di appuntamenti per il giorno successivo per creare e coinvolgere quante più persone possibili. E poi erano arrivati i corsi di Nonni del Cuore che ci avrebbero permesso di fare attività intergenerazionali sentendoci più sicuri con bambini e adolescenti da 0 a 14 anni. Esperienze indimenticabili di approccio tra nonni e bambini nelle attività che si svolgono essenzialmente al centro infanzia, al Museo del Giocattolo con la trasmissione di tradizioni e mestieri e al Pistodromo in cui attività educativa e movimento si integrano, quest'ultime realizzate in modo strutturato anche grazie a questo progetto. Emozioni e sentimenti che si intrecciano donando l'uno all'altro qualcosa di sé. E poi ancora grandi collaborazioni con varie università italiane e straniere per lo sviluppo di progetti Erasmus Plus in Europa e negli Stati Uniti, alcuni con coinvolgimento di ragazzi delle scuole superiori. Esperienze di scambio di visite e di insegnamenti, confronto con gli anziani di altri paesi, formazioni con professori universitari di pedagogia, informatica, lingue straniere, pubblicazioni di testi scientifici da parte di ricercatori che per lungo tempo hanno monitorato il nostro crescere verso una longevità attiva e piena di risorse. Un paio di anni fa è nato il percorso di formazione protagonisti di relazioni generative, che ha sostituito l'ormai obsoleto percorso di terza età protagonista, un percorso innovativo e realizzato grazie al supporto del progetto di Regione Veneto. I pensionati di oggi sono certamente più evoluti, hanno svolto un lavoro utilizzando il computer, si scambiano messaggi con lo smartphone, utilizzano Facebook per vedere o far vedere dove vanno e cosa fanno. Conoscono anche perfettamente che l'aumento della popolazione over 65 ha capovolto la piramide intergenerazionale, ma non sanno ancora di essere anche loro fragili, come tutti coloro che si ritrovano ad affrontare una nuova vita diversa dalla precedente, con dei bisogni legati alla nuova identità di anziano, alla salute fisica, agli aspetti sociali, alla paura della solitudine, dell'impoverimento economico, della perdita di affetti, del non sentirsi più utili, della mancanza di relazioni. Ecco l'importanza di un percorso di formazione come il PRG, dove impari innanzitutto a stare bene con te stesso e con gli altri, dove esperti e professionisti ti insegnano come affrontare la vecchiaia con serenità e senza traumi, proponendoti lezioni su tematiche che vanno dal cucinarti un piatto dietetico alla videoconferenza sulle varie piattaforme,
dalla conoscenza dei servizi sociosanitari alla lezione di musica, dalla sessualità all'attività motoria, dalla solidarietà all'aiuto reciproco. Un'esperienza di gruppo costruita anche grazie al coinvolgimento attivo di alcuni soci che diventano testimonial di conoscenze e che fornisce capacità e lo stimolo per diventare tu stesso promotore e generatore di relazioni. Un percorso che promuove quindi un invecchiamento attivo, generativo ed organizzativo e che può far emergere specifiche abilità e passioni utili per diventare punti di riferimento ed organizzatori del benessere comune. La situazione di lockdown della scorsa primavera è stata vissuta sicuramente in modo personale da ognuno di noi. Abbiamo sofferto tutti per questo isolamento e distanziamento per cui siamo stati privati di quel benessere fisico e psicologico per la mancanza di una carezza e di un contatto umano. Ma so che tutti i soci di Agorà non si sono mai sentiti soli per avere attivato tra di loro piccole reti di comunicazione e di sostegno reciproco, aiutando per quanto possibile anche amici, conoscenti e vicini di casa più fragili e con maggiori bisogni. Tutti hanno supportato la ricerca in vari progetti proposti dalle università con cui siamo soliti collaborare, rispondendo a questionari o partecipando a delle interviste o videoconferenze. Senza questi percorsi di formazione e senza un incoraggiamento al dialogo e alla solidarietà, senza aver raggiunto la consapevolezza di noi stessi e delle nuove modalità di relazioni, pochi di noi sarebbero stati in grado di sentirsi autonomi e liberi di trovare una forma alternativa in un momento così difficile. Potrei concludere ritornando al pensiero iniziale del professor Ferro. Noi longevi attivi ci sentiamo giovani, avendo il nostro cuore, il nostro animo ricevuto in tutti questi anni messaggi di gioia, di bellezza, di vita da tanti uomini e donne come noi, da tanti bambini e da tanti giovani, camminando insieme per un aiuto reciproco e per offrirci ai più fragili, per divulgare la nostra cultura di longevità e risorsa, per raccomandare ai giovani di avere fiducia nel futuro e di non avere paura. Grazie Giancarla Milan per questa interessante testimonianza che ci ha anche proprio dato la sensazione e la concretezza di come sia importante creare cultura della longevità attiva che si traduce in vere e proprie azioni di solidarietà sociale. Bene, allora adesso vediamo se riusciamo a collegarci con Silvana Bortolami. Vediamo Silvana Bortolami, pronto anziano, ci sei? Ti vedo. Manca il microfono acceso, però ti vedo bene. Non ti sentiamo, no, non ti sentiamo. C'è una piccola icona col microfono, vediamo se riesci a accenderla tu, così ti diamo la parola. Ok. Ancora nulla, ancora qualche difficoltà. Sembra proprio non collegato il microfono, Silvana, mi dicono dalla regia. Qualche difficoltà tecnica. Ok, allora facciamo così, magari intanto proseguiamo e vediamo se proviamo sì, non ti sentiamo proprio Silvana. Guarda, proviamo ancora a darci qualche minuto, così magari puoi provare a uscire, ricollegarti e nel frattempo procediamo con le prossime relazioni. Allora, dunque lascio un momento i panni del moderatore e vi presento un'altra importante attività che abbiamo realizzato proprio all'interno del progetto finanziato.
vi parlerò dell'attività del progetto Riconnessioni. Allora chiedo alla regia se può inserirmi le slide in maniera che io possa presentarvi. Nel frattempo mi presento, sono Alessandra Bocchio Chiavetto, sono psicologa, mi occupo appunto di progetti intergenerazionali di longevità attiva e chiedo cortesemente di fare un passo indietro con le slide, per favore, grazie. Ok, il progetto Riconnessioni. Allora, il progetto Riconnessioni è diventato un'azione importante del nostro progetto L'Anziano Generativo, in quanto si è collocato proprio in un momento di cambiamento, tant'è che fa parte della parte rimodulata del progetto alla luce del lockdown e della sospensione. Prossima slide. Abbiamo sentito come la progettualità abbia di fatto realizzato un percorso per over 65 in presenza, appena prima che il lockdown fermasse le attività. Dunque il percorso svolto in presenza è stato un percorso innovativo che ha dato supporto alle persone anziane proprio per affrontare i cambiamenti nella fase della terza età. Dico questo solo perché a un certo punto, prossima slide, ci siamo trovati nel bel mezzo, vi ricordate, il 24 febbraio, nel bel mezzo della chiusura, e il lockdown e le successive limitazioni hanno davvero amplificato problemi noti al processo di invecchiamento attivo, quali il fenomeno della solitudine, il fenomeno dell'isolamento, e hanno reso ancora più visibile proprio il bisogno di relazione delle persone e il bisogno di welfare. Se andiamo indietro coi ricordi e andiamo a marzo 2020, ricordiamo che il periodo ha seminato davvero dolore e preoccupazione nella società un po' a tutti i livelli, colpendo le persone fragili e soprattutto in particolare ovviamente gli anziani. A livello sociale, devo fare una premessa perché è importante per capire la contestualizzazione del progetto Riconnessioni, a livello sociale sono stati spezzati legami relazionali che pensavamo inscalfibili, per esempio come quello tra nonni e nipoti. A livello psicologico sono emerse paure, preoccupazioni, forme di disagio personale per le incertezze, vi ricordate, bombardati dai dati quotidianamente, e quindi le abitudini quotidiane che sappiamo essere elemento organizzativo per la vita degli anziani si sono sconvolte. Va ricordato che i nostri anziani attivi normalmente sono abituati a costruire la quotidianità partecipando alla vita associativa, facendo attività sportiva, sono impegnati anche in varie attività solidali e intergenerazionali, ma sono stati costretti ad abbandonare proprio queste coesioni di benessere per sé e per gli altri. Allora, questo è stato lo snodo focale. Perché? Perché partecipare alla vita associativa sostanzialmente permette di focalizzarsi sulle proprie capacità e sulle proprie abilità presenti e non solo sulle più o meno piccole difficoltà personali di over 70. Ecco quindi che si era proprio aperto, reso visibile il bisogno di riallacciare relazioni, di riconnettersi agli altri, e quindi la progettualità, l'azione di progetto Riconnessioni nasce sul campo in risposta proprio a ciò che stava accadendo a marzo-aprile. Prossima slide. Vi racconto ora come si sviluppa il percorso Riconnessioni. Il percorso Riconnessioni, nascendo sul campo, si è organizzato strada facendo. Ha avuto la necessità di coniugare però due aspetti. La fase 1, che consisteva nella rielaborazione sotto forma di focus group online dell'esperienza del lockdown vissuta da questo gruppo di persone anziane, circa 25 persone, e contemporaneamente apprendere e superare il digital divide.
Una seconda fase invece è stata quella della valorizzazione di tutto questo lavoro di connessione attraverso le testimonianze registrate poi dai longevi attivi. Prossima slide. Specifico meglio perché oggi siamo di nuovo in una situazione come dire particolare, ma non stiamo vivendo la chiusura totale come quella avuta, vissuta nel periodo tra marzo e maggio. Dunque la fase 1, che è stata quella di ricognizione dei bisogni attraverso una serie di telefonate per comprendere le persone come stavano, gli stati d'animo, i bisogni. Successivamente è stato proposto loro ovviamente un briefing per apprendere lo strumento Meet, che era quello che ci consentiva di fare delle riunioni di gruppo. Non vi nascondo che ci sono state momenti di difficoltà, momenti anche di insuccessi, di fatiche e poi di momenti in cui si è riusciti ad arrivare all'obiettivo. Perché questo? Perché in quel momento tutte le indicazioni che si potevano dare loro, condividere con loro, sono state date ovviamente tramite telefono, tramite indicazioni via mail, scritte e questo gruppo di longevi non poteva avvalersi di ciò che nella normalità si sarebbe fatto, cioè che si potesse appunto chiedere aiuto al figlio, al nipote mentre passava magari di là alla sera o nel pomeriggio. Erano completamente isolati. Questa situazione quindi ha reso molto complicata la fase di acquisizione di competenze e tra prove ed errori alti e bassi e sentimenti di sconfitta e di riuscita, però ci si è riusciti a collegare e nel momento in cui le riunioni di gruppo sono state realizzate, ci si è dati un secondo obiettivo. Siamo entrati nella fase 2 con l'idea di preparare delle interviste per testimoniare proprio le proprie esperienze fatte di momenti di paura, di preoccupazione, ma anche per condividere le strategie usate per superare questi momenti di paura. E tutte queste testimonianze sono visibili sul sito www.longevitaattiva.org. Prossima slide. Ecco qua solo un incipit perché le trovate sul sito di Longevità Attiva, ma potete seguire anche la nostra pagina Facebook, da cui in questo momento anche la diretta. Prego, prossima slide. Ecco, mi piace condividere con voi che ci ascoltate la premesse che ci hanno guidato nel realizzare un'esperienza così sfidante in pieno lockdown, in pieno isolamento. La convinzione che ci guida è quella della longevità come risorsa e non come un peso, è l'approccio in cui crediamo fondamentalmente che è quello della lifelong learning, cioè che si possa imparare lungo l'intero arco della vita, quella di immaginare la tecnologia come amica della persona anziana che possa facilitare quindi la vita quotidiana e le relazioni e soprattutto accompagnare le persone anziane con un supporto psico-motivazionale che le sostiene, che le aiuta anche di fronte a cambiamenti importanti. Chiaramente i benefici di tutta questa attività che si è dispiegata in un periodo tra marzo e direi ottobre sono molteplici, però lo voglio fare, voglio condividere questi benefici con voi attraverso due frasi che testimoniano i vissuti e il lavoro fatto. Parto dalla seconda: ce l'ho fatta, ho capito come si fa. Ecco, questa è una testimonianza che ci fa capire l'impegno e la determinazione che sono stati messi proprio per imparare ad usare la tecnologia delle videochiamate, delle riunioni di gruppo e quindi a percepirsi agente attivo del proprio cambiamento. E una seconda frase che ci dice: felicissima di vedervi davvero, ora sono certa che non siete solo nel mio immaginario. E questa frase ci fa capire che cosa davvero stessero vivendo i nostri anziani durante il periodo del lockdown e quanto sia importante la continuità di relazioni e legami significativi. Prossima slide. Alla luce, diciamo, di
questa esperienza bellissima che ci ha coinvolto e che ci ha portato a questi risultati soddisfacenti, ci siamo, come dire, interessati di cosa fare per il futuro, e quindi crediamo di poter lanciare oltre questa esperienza, avviando, e stiamo già lavorando per costruire un nuovo progetto intergenerazionale. I nonni del cuore, soci, volontari della nostra associazione, entrano alla scuola d'infanzia, si raccontano ma a distanza. Quindi stiamo lavorando per riconnettere, ricollegare anche i rapporti intergenerazionali tra i nonni del cuore e i bambini delle scuole d'infanzia, proprio perché sappiamo, ne cogliamo l'importanza, e in questo momento, come tutti sapete, dentro le scuole entrano solo bambini ed insegnanti e nessun altro, ma ci sembra fondamentale tenere insieme i valori in cui crediamo. Ultima slide e vado a concludere questa presentazione. Da questa esperienza non possiamo che non condividere il pensiero di Vermo ed Essen: le relazioni per l'essere umano sono come l'acqua per le piante, e quindi troviamo fondamentale trovare modalità per ricomporle, riconnetterle, nonostante le limitazioni, prendendosi cura di aspetti sia psicologici, relazionali, sociali, per traghettarle quindi nel futuro con aspetti di nuove normalità. Io vi ringrazio, ho concluso la mia presentazione a questo punto torno nei panni del moderatore e chiedo a Silvana Bortolami se riusciamo a provare il collegamento. Prego Silvana, se ci sei, ti aspettiamo. Ti vediamo. Ti vediamo e non ti sentiamo. Eccoti, ti sentiamo. Grazie, intanto mi scuso molto, ma succede. Innanzitutto un ringraziamento sincero e doveroso per l'accoglienza e per spingere su questo tema già dall'inizio di quest'anno, sul tema della rete. Un saluto all'assessore Nalin, alle sue collaboratrici, dottoressa Legato e grazie dell'intervento dottoressa Bocca. Un saluto particolare a Nicolò Gennaro e il progetto, ma davvero grazie di occasione di riflessione, sta molto coinvolgendo in quest'ultimo periodo. Allora, il tema è la forza. Abbiamo sentito parlare di rete, abbiamo sentito parlare di relazioni, la parola forza. È una parola molto usata, una parola abusata, una parola consumata, ed è parola del nostro quotidiano. È un insieme di relazioni esistenti fra persone, anche se queste non necessariamente non si incontrano nello stesso momento e nello stesso luogo. E questa è che noi la immaginiamo a tanti nodi, e che i nodi rappresentano le linee di congiungimento tra un nodo e l'altro, rappresentano le relazioni che noi abbiamo tra di noi. Quindi il concetto di rete può essere un modo per definire la realtà di una persona. Una rete, la rete familiare, e il significato che noi diamo è quello che effettivamente attribuisce alla stessa. Slide, io sono a una terza quarta slide intanto, ma per evitare di perdere la parola ho comunque cominciato. Eventualmente le slide possono essere recuperate sicuramente in YouTube. Quindi la rete è un assunto fondamentale che esprime l'interazione. Interazione vuol dire che c'è anche dipendenza. Il modello a rete, e questa interdipendenza dà evidenza ad un concetto chiave, che è quella comunicazione. Quindi immaginiamo la rete, immaginiamo i nodi, immaginiamo che sono queste linee tra nodo e nodo,
ed è una interazione. Io comunque mi comunico con l'altro e l'altro si comunica con me. Andiamo alla prossima. E allora molte volte è stato accennato nei diversi interventi ad un concetto chiave, adesso lo esprimo in maniera molto chiara, che è quella della reciprocità. Significa che cosa? Che nella reciprocità, e nella slide successiva, la reciprocità è uno scambio alla pari. È il salto di qualità, l'aderenza sostanziale. Torno a sottolineare in maniera molto forte, perché come dice Gallino, che è uno studioso, è proprio lo scambio. Questo sto dicendo, è non c'è qualcuno di più, non c'è qualcuno di meno. E questo significa anche una reciprocità tra pubblico, privato e sociale. Ed è una modifica del paradigma, ed è un cambio del paradigma sostanziale che va verso il concetto di welfare cioè welfare comunità. Dico questo perché molte volte si pensi che sì, comunque è un rapporto tra associazioni, però magari c'è una visione di qualcuno di meno. Nessun elemento valoriale di merito, ma la considerazione fondamentale che nella reciprocità c'è lo scambio alla pari. Che ti posso dare questo, quello che tu mi puoi dare è uno scambio. L'elemento centrale questo scambio a pari tra te e me, che può essere fra persone, fra gruppi e il privato. Ed è qui che è nelle nostre leggi italiane è molto sottolineato il grande valore del principio della sussidiarietà, dove il suo soggetto, no, questo terzo settore, questa società che movimento è una società che si rapporta in maniera paritaria. Ecco che il termine reciprocità non va assolutamente scontato e non va assolutamente mai qualsiasi tipo di rapporto che possiamo avere tra pubblico e privato, tra istituzioni e cittadino e cittadini stessi. Allora, la direzione diventa questo dico. Che cosa abbiamo scoperto? Che uno studioso di questo. La sfida posta dal Covid è non tra nazioni, ma a scegliere la solidarietà globale. Quindi stiamo parlando in termini macro. Ma se noi poi ci spostiamo ancora a quello un altro di quello che emerge questa esperienza dice che vedo sorgere un nuovo senso di comunità, c'è un modo dove dovremmo scoprire una nuova vita. Questo è molto interessante. Praticamente Tortoso non c'è distanza sociale, qui c'è vicinanza sociale, questo che è molto forte. Ecco che allora ci sono delle quali stiamo andando e che si stanno in maniera molto naturale, per dire che la nostra società di anticorpi incentrati sul varietà del bene sociale che si stanno esprimendo in maniera, come è stato visto in quest'anno di Padova, ed è quel capitale sociale, i fondamenti sociali della nostra. Noi siamo parte di questo capitale, i proprietari l'ho messo a disposizione, cioè si è costituito un movimento capitale sociale. Poi passiamo alla prossima. Che è la ricchezza delle azioni, è l'ante di commissioni. L'altro elemento importante che sottolineo è la diversità. Non siamo uguali nello scambio alla pari, siamo comunque diversi. Io mantengo il mio nome, l'altra persona mantiene il suo nome, e questa diversità comunque che dà l'idea di come sia possibile costruire delle economie che ci consentono di diventare ancora di più globali. Ma questo è sociale. Ma andiamo alla prossima.
E la domanda chiave è questa, sostiene questa dimensione capitale. Perché noi ci teniamo così tanto alla religione? Perché abbiamo, qual è quella che ci sente a stare insieme, a sforzarci e a mettere queste libertà, in questo alla pace. Questo che va è una parola chiave molto semplice che talvolta usiamo. Grazie, passiamo alla prossima. Ed è la fiducia. La fiducia è quella parola chiave che è l'elemento fondamentale della reciprocità, che è dello scambio, che è del nostro capitale sociale, che è quella che genera la forza delle relazioni. Io ho fiducia in te. E questa è trasformante, collega insieme, forse difficoltà, steccati, confini. E in questa fiducia reciproca si gioca davvero il nostro essere quotidiano. All'inizio è questo senso di stare nella rete. È una rete asica, è una rete ricca di contenuti, ricca di relazioni, ricca di quella fiducia di cui oggi c'è estremo bisogno. Questo è il nostro essere e far parte di questa umanità. Io mi scuso molto di tutte le difficoltà, connessioni che ci sono state, ed è su questa parola chiave di fiducia che noi continueremo a costruire reti, e quindi io ringrazio di questa occasione che è stata data a me come a quelle persone che in questo momento stanno costruendo reti e che con questa fiducia vanno con altrettanta fiducia al domani e a quello che sarà, e anche ad affrontare con grande serenità di Covid, perché c'è questa forza che ci lega e la forza delle nostre relazioni. Grazie ancora, dottoressa, di questa opportunità e di quanto la Fondazione sta facendo, ecco, per la nostra città e per tutto il nostro paese. Grazie davvero Silvana Bortolami, grazie per averci parlato delle reti di relazioni che proteggono, reti di relazioni che sostengono, e quindi sulla base proprio di questa riflessione generale io adesso, diciamo così, darei la parola a tre volontari che ci testimoniano proprio come dire, la loro attività nel progetto Riconnessioni, che è stato proprio un modo di restare in rete, in una rete di relazioni. Ecco, ascoltiamoli per le loro strategie e le loro soluzioni messe in atto. Grazie. Non si sente, ok. Non si sente l'audio. Un attimo, un problema tecnico dalla regia. Non si sente audio del video. Non sentiamo l'audio del video, adesso vediamo se la regia ci aiuta a riprendere la modalità del video in maniera tale da poter ascoltare davvero insieme queste testimonianze. Dunque, allora, vediamo un momento, proprio un minuto, altrimenti passiamo oltre. Oggi siamo qui in compagnia con tre soci volontari dell'associazione Agora, una rappresentanza in realtà di tutto un gruppo che ha partecipato al progetto Riconnessioni.
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovati. Allora, io inizio subito con una domanda per Marta. Buongiorno Marta. Allora, abbiamo sentito da alcuni contributi l'importanza di stare in contatto, di restare in rete e in particolare dell'uso della tecnologia per restare in contatto gli uni con gli altri. Ma il timore per la tecnologia è un aspetto che abbiamo rilevato in tante persone. Allora Marta, le chiedo, in base alla sua esperienza, cos'è che fa paura della tecnologia? Cos'è che mette in difficoltà per chi vorrebbe provarci? Guardi, io ho rifiutato la tecnologia per anni, ero proprio bloccata. Quando mi mettevano in mano un cellulare, per me era come avere una bomba. Io per carattere sono una persona molto radicata alle mie certezze, ho bisogno di sicurezze e non volevo cimentarmi con qualcosa di nuovo, di sconosciuto, che sconquassasse tutta la mia vita, le mie abitudini. E quando, le dico, mi invitavano a farlo, ero sempre molto restia. E avevo quasi paura del cellulare, era come se fosse una bomba per me, un oggetto sconosciuto, misterioso. Poi un'altra cosa che mi metteva a disagio era il linguaggio usato, WhatsApp, mail, tutti questi vocaboli inglesi, per me che non conosco l'inglese, era un disagio grandissimo. In terzo luogo, mi succedeva spesso di vedere tante persone che usavano a sproposito il cellulare, c'era un abuso e per essere sempre connessi rubavano spazio e tempo alle connessioni vere, quelle fra le persone, le connessioni autentiche, i rapporti autentici. Quindi mi mancava assolutamente la motivazione per farlo. E poi ho cominciato a frequentare il corso PRG e lì mi sono trovata in un ambiente così tranquillo, così sereno, così rilassato, fra coetanei, un piccolo gruppo di coetanei, e mi sentivo supportata, mi sentivo accompagnata nel percorso, non mi sentivo affatto giudicata e ho cominciato a provare come dire, un sano disagio che mi spronava, che mi dava la molla, la motivazione per imparare. Sono stata accompagnata amorevolmente da persone molto premurose nei miei confronti e che hanno usato tanta pazienza. E così anch'io ho comprato il cellulare, ma ahimè era troppo tardi perché era il 21 di febbraio e poi è arrivato il lockdown. E quindi io ero appena alla BC, mi sentivo completamente smarrita naufragavo in questo mare dell'ignoranza. E poi mi è stata proposta una videoconferenza e lì sono andata in panico totale. Però vi confesso che avevo voglia anch'io di imparare, mi sentivo motivata. Allora sono passata fra vari stati d'animo. Prima ero lusingata, mi piaceva imparare, poi sbagliavo e allora la stima di me andava sotto i tacchi, non volevo più riprovare, avevo di nuovo il rifiuto ancora più radicato, per qualche giorno non toccavo più il cellulare e poi soprattutto la stima di me andava a finire sotto i tacchi. Però sono stata tanto sostenuta, tanto incoraggiata, tanto stimolata, per cui sono riuscita nella videoconferenza a vedere i volti, a vedere i sorrisi e mi sono sentita tanto rincuorata. Ho sentito che avevo vinto con questa mia ritrosia e la gioia più grande è stata il giorno di Pasqua quando ho potuto vedere la mia nipotina in videochiamata. Ecco, per me è stata una vittoria sofferta, ma una vittoria, ve l'assicuro. Grazie.
Grazie, ringrazio Marta per averci fatto davvero comprendere che è normale essere spaventati un po' dalla novità, della tecnologia, ma che anche chi si sente intimorito può imparare e può avere vantaggi e numerose soddisfazioni. Grazie Marta. Allora, passo subito a Maurizio. Buongiorno Maurizio. Maurizio ha partecipato al progetto Riconnessioni, a cui vogliamo chiedere una testimonianza su un altro aspetto. So che lei è in pensione da poco. Secondo lei è importante avere punti di riferimento per affrontare il cambiamento dell'età lavorativa all'età della pensione? Qual è la sua esperienza per vivere meglio? Qual è stata la sua esperienza per vivere meglio questa nuova età della vita? Allora, il passaggio dall'attività lavorativa alla pensione è una fase, è un momento molto delicato. Io l'avevo capito subito e avevo capito che la cosa più importante sarebbe stata quella di ricostruire delle relazioni sociali che al lavoro erano molto forti, erano molto allargate e non avrei più avuto durante la pensione. E quindi mi sono orientato subito in quella direzione. Ho avuto la fortuna, proprio dopo un mese che ero in pensione, di intercettare il corso di protagonisti in relazioni generative, e questa per me è stata una fortuna, perché il corso ben organizzato trattava diverse materie tenute da professionisti, quindi non so, la salute, lo sport, l'alimentazione, i bisogni dell'anziano ed altre ancora, e quindi materie molto utili e importanti anche personalmente, ma soprattutto il corso è stato partecipato insieme agli altri, alle altre persone, e quindi ci siamo conosciuti bene, abbiamo espresso le nostre idee, le abbiamo confrontate, e questa è stata un'esperienza molto utile, che oltre a facilitare la conoscenza tra noi ci ha un po' aperto, insomma, ma soprattutto ci ha dato la possibilità di sviluppare delle idee, delle potenzialità, e quindi è stato veramente utile e piacevole. Oltre a questo, per me quindi è diventato il corso un po' un riferimento, che ha sostituito quei ritmi di lavoro, quegli orari che avevo quando svolgevo l'attività lavorativa. E soprattutto è stato un supporto durante il lockdown, perché ci siamo sentiti diverse volte, avevamo un gruppo WhatsApp, ci siamo confrontati, ci siamo anche organizzati, abbiamo partecipato a una videoconferenza, quindi le relazioni si sono consolidate tra di noi. Oltre a questo c'è stata la possibilità, proprio grazie al corso, di poter fare delle riflessioni personalmente. Io ho fatto delle riflessioni, quindi da un lato ci siamo dovuti difendere durante il lockdown, dall'altro però ho cominciato a pensare in positivo, proprio pensando che dopo periodi difficili, periodi bui, dopo, se si è preparati, se si è pronti, riparte una sorta di rinascita. Quindi il corso è stato veramente il riferimento più importante fino adesso, dalla pensione fino adesso. Grazie, grazie Maurizio per averci fatto capire che davvero, insomma, non si smette mai di imparare, e anzi è possibile davvero farlo lungo l'intero arco della vita. Bene, allora benvenuto Mario, una riflessione anche insieme a lei. Io vorrei chiederle, il rischio di isolamento e il sentimento di solitudine che investe le persone anziane può essere affrontato, ma il lockdown e questa esperienza che si sta vivendo sicuramente ha amplificato le sensazioni, appunto, così, del sentirsi solo. Ci descrive la sua esperienza e come invece ha affrontato questo periodo difficile? Sì, buongiorno. Per me è stata un arricchimento di esperienza, perché ero entrato in una situazione di tristezza e di solitudine, poiché mi è mancata Francesca, mia moglie, un anno fa, dove insieme avevamo frequentato il corso per invecchiare insieme in maniera attiva, che era un po' anche un nostro programma. Purtroppo la sua mancanza mi ha fatto sentire che l'isolamento che stavo già constatando
per noi anziani, diventava un fatto molto ma molto preoccupante, triste. La solitudine è una cosa che non si è in grado di spiegare, perché non può essere superata neanche con questi strumenti che in qualche maniera ci aiutano a restare in comunicazione e in continuità di contatti. E cosa volete? Per me è stato riprendere un programma di vita nel quale mi sono inserito nel gruppo e nell'associazione di Agora, nel gruppo che stiamo frequentando ancora oggi, ed è per me una esperienza nuova di vita vissuta, allargata, per poter in qualche maniera esserci d'aiuto, per superare quelle che può essere la freddezza della tecnologia, che sicuramente non può sostituire il rapporto umano, che deve essere vivo, deve essere fatto di contatti, deve essere fatto di relazioni. Lo può facilitare sicuramente, soprattutto alla nostra età. Quindi per me è un impegno per superare la tristezza che mi deriva dalla mancanza di mia moglie, ma per in qualche maniera sentirmi ancora presente nel contatto della società e favorire anche una attività all'interno della società. Questo è un po' il coraggio che sto per prendere e per portare avanti con voi. Grazie. Ringrazio Mario per questa bella riflessione di conclusione, ma ringrazio tutti per il prezioso contributo che ci fanno sentire sicuramente più vicini anche delle lontani e che saranno d'aiuto a tante persone in ascolto. Grazie. Grazie. Buona giornata. Grazie. Grazie. Benissimo, allora riprendiamo subito dando la parola a dottor Filippo Marchioro, consulente ANCOS e rappresentante della Confartigianato Imprese Padova. Ci parlerà di un'interessante loro esperienza. Loro sono, come dire, con Confartigianato sono partner del nostro progetto L'Anziano Generativo e al tempo stesso anche loro hanno un progetto legato proprio all'invecchiamento attivo a cui abbiamo chiesto di presentare questa breve esperienza perché la riteniamo interessante e utile alla comunità tutta. Prego la regia. Buongiorno ai presenti collegati. ANCOS è l'Associazione Nazionale delle Comunità Sociali e Sportive di Confartigianato Imprese, che nei territori provinciali si occupa di sostenere il volontariato sociale e di impresa che ruota attorno alle aziende associate di Confindustria. ANCOS Padova è nata nel 2018 e tra le prime attività iniziate è stata proprio l'adesione entusiasta come partner al progetto proposto da OIC Onlus sul bando invecchiamento attivo della Regione Veneto, sapendo che l'esperienza maturata da OIC, unita alla nostra nuova mission nel campo generico del terzo settore, avrebbe portato certamente un ottimo frutto. Che cosa abbiamo svolto come azioni nel progetto, di cui oggi tiriamo le conclusioni appunto nell'evento finale? Nel 2019 abbiamo organizzato ben 7 corsi di 12 ore ciascuno, orientati all'insegnamento dell'uso dello smartphone e dei social, per superare il cosiddetto digital divide tra i nostri over 65 e le giovani generazioni dei loro nipotini. L'anno successivo, a partire dei primi mesi del 2020, abbiamo proposto una serie di visite mediche gratuite, dei veri e propri check sanitari in qualificati centri di medicina privati, in varie attività di prevenzione sanitaria. Siamo passati dalla prevenzione cardiovascolare alla circolazione arteriosa, alla prevenzione, alla cura fisioterapica. Abbiamo anche proposto visite mediche specialistiche gratuite oculistiche. Questo perché con ANCOS e Confartigianato Imprese Nazionale abbiamo aderito a uno screening nazionale nel territorio appunto anche di Padova che mira a valutare dal Fondus Oculi l'insorgenza di alcune malattie, tra cui anche l'Alzheimer. Naturalmente abbiamo solo potuto avviare queste visite mediche perché poi è subentrata appunto la pandemia.
abbiamo approfittato anche della pausa estiva per appunto continuare questa parte del progetto. Vogliamo però riprendere in primavera, anche grazie alla deroga dei termini che ci è stato concesso dalla Regione Veneto, vogliamo riprendere appunto questi screening, ma soprattutto abbiamo in mente un punto qualificante. Stiamo parlando appunto di organizzare delle attività sportive, ad esempio tornei di bocce, ma anche un piano di insegnamento, intrattenimento, corsi di burraco, di scacchi, modalità FAD, formazione a distanza, così come avviene nelle aziende e anche in questo momento con i nostri giovani figli, no? Alunni di una scuola in modalità così remoto, in maniera che venga garantita la partecipazione in collegamento dalle sedi periferiche, che potranno essere le residenze OIC, ma anche le nostre sedi nel territorio provinciale, le sedi di Confartigianato, dove speriamo di poter rincontrare nuovamente i nostri soci anziani e anche tutte le persone over 65 che vorranno raccogliersi in queste nostre appunto attività, perché sono loro che tanto hanno dato alla nostra terra, alla nostra regione, alla nostra generazione e a cui noi dobbiamo molto proprio per superare questi mesi difficili. Grazie dell'attenzione. Benissimo, allora ringraziamo il dottor Marchioro che ci ha lasciato questo importante contributo e passiamo subito la parola a Yolanda Gentile, presidente dell'associazione VADA, che ci racconta una esperienza innovativa, l'esperienza dei podcast proprio realizzata dall'associazione VADA Civitas Vitae. Tra l'altro esperienza che rientra a pieno titolo nel progetto Regione Veneto nella parte di rimodulazione a seguito del lockdown. Grazie Yolanda e a te la parola. Ok, vedo le slide, vediamo se Yolanda... Buongiorno, spero che mi sentiate. Ti sentiamo bene. Bene, il titolo del mio intervento è quello che avete visto nella prima slide, rimanere vicini anche quando si è lontani. È un titolo che potrebbe andare bene per tutti, quelli che stanno bene, quelli che stanno in famiglia, quelli che sono lontani, ma noi adattiamo questo titolo ad un'esperienza che abbiamo fatto proprio con il lockdown. Dunque, io sono presidente dell'Associazione Volontari Amici degli Anziani e noi ci occupiamo prevalentemente degli anziani che sono inseriti nelle residenze sanitarie assistenziali della Fondazione Opera Immacolata Concezione. Dunque, quando noi facciamo parte dell'associazione e praticamente cominciamo a tessere una relazione di aiuto con gli anziani che sono nelle residenze. Scusate. Questi anziani naturalmente non sono della terza età, ma possono essere anche della quarta e della quinta età. Sono anziani ormai che hanno vissuto la loro vita, hanno dovuto ritrovare la forza di reinserirsi in un ambiente sconosciuto e quindi la nostra presenza all'interno della fondazione, delle residenze, è una presenza abbastanza importante, in quanto i bisogni primari e anche quelli sanitari vengono soddisfatti in maniera egregia da tutto il personale della fondazione, ma la solitudine, come diceva qualcuno che mi ha anche preceduto, è un qualcosa contro la quale bisogna combattere. La giornata è lunga, il tempo è dilatato, gli anziani hanno bisogno di avere accanto delle persone amiche che abbiano il tempo da dedicare a loro. Dunque, da febbraio, dal 22 febbraio, noi praticamente siamo rimasti fuori, al di fuori delle residenze. Le residenze sono state chiuse per il famoso lockdown e gli anziani all'interno delle residenze non potevano più vedere la nostra presenza. Qui è come se ci fosse caduto un mondo addosso, perché dovevamo reinventarci il modo di creare una relazione con loro. E allora a questa esigenza fortissima di ritornare in contatto con loro, noi abbiamo cercato di dare una soluzione, una risposta che fosse anche adeguata alle possibilità che avevamo.
molti di noi sono molto attivi con l'uso dei mezzi tecnologici, ma non tutti. E quindi si è dovuto cercare anche un aiuto. Molti di noi si sono fatti aiutare da nipoti, mariti, amici, per poter fare le cose che sono state fatte. Che cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di creare dei podcast con degli audioracconti semplici. Abbiamo pensato a dei brani perché il libro è più impegnativo e più lungo nella fruizione. Il piccolo racconto invece è facilmente fruibile e poi può essere di vario argomento. Accanto agli audioracconti sono stati creati dei brani, dei podcast con brani musicali. In realtà l'utilizzo dei brani musicali, che sono tutti, almeno quelli adesso inseriti nei podcast, sono tutti suonati con lo strumento, con l'arpa. In realtà questi brani noi li abbiamo creati prevalentemente per gli anziani molto più fragili, quelli cioè che sono allettati o quelli che magari sono in quella che si dice una condizione di stato vegetativo o minima coscienza. E infatti questi brani sono stati consegnati ai dipendenti delle strutture che a loro volta li hanno fatti ascoltare agli anziani. Naturalmente questi brani sono stati registrati da chi? Dai volontari, quindi quelli che già sapevano utilizzare gli strumenti si sono messi in gioco e hanno creato questa sfida di poter fare dei video o di poter fare degli audio da poter consegnare ai nostri amici, con i quali non avevamo la possibilità di entrare in contatto. Come vedete, il primo. Non sentiamo l'audio. Infatti. Vediamo se la regia ci aiuta. Ok. La donna esitò un attimo e, chinando la testa, cercò nel suo portafoglio un pezzo di carta. Scrisse qualcosa e poi posò il foglietto su un piatto della bilancia. Gli occhi del padrone e del sacerdote Ecco, questi sono brani, piccoli esempi di ciò che è stato fatto e il gradimento è quello che avete sotto gli occhi. Fino ad oggi il numero dei brani è aumentato rispetto a quello che voi vedete. Abbiamo circa 170 brani che ancora devono essere caricati e ci sono naturalmente persone, il numero è 460 persone che hanno scaricato i brani e li hanno ascoltati. Se noi diamo uno sguardo a questa che è l'immagine del gradimento,
voi vedete che ci sono dei mesi nei quali l'ascolto sia dei brani che della musica è stato maggiore. Innanzitutto proprio i mesi della primavera, e i mesi estivi per la musica sono stati quelli meno ascoltati, e poi si è ripreso di nuovo l'ascolto sia dei brani che della musica. Dunque, che cosa posso dire? Solamente riflettere. I volontari VADA avevano un unico desiderio, quello di ritornare in contatto con gli anziani, ma anch'essi avevano questo desiderio, però anch'essi avevano il desiderio di rigenerare le loro capacità. L'uso della tecnologia per questi anziani volontari non era dato per scontato, eppure si sono messi in gioco, hanno accettato questa sfida proprio per poter superare anche loro la paura dell'uso dei mezzi tecnologici. La relazione per noi è fondamentale, ma abbiamo dimostrato che con pochi mezzi, però con tanta voglia di fare del bene, tanta voglia di donare amore, noi abbiamo dimostrato che si possono attivare dei meccanismi interessanti e utili per le persone anziane, e possiamo migliorare la qualità così della vita e il benessere, dal momento che chi non legge a 70 anni avrà vissuto una sola vita, la propria, chi legge avrà vissuto 5.000 anni. C'era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l'infinito, perché la lettura è un'immortalità all'indietro. Che cosa possiamo augurarci per il futuro? Quello di poter continuare a migliorare le nostre capacità dell'uso della tecnologia, e lo faremo, perché abbiamo accettato ormai la sfida, e quello di vedere aumentare sempre di più l'uso di questi podcast o di video o di audioracconti che vengono così, diciamo, dispensati non solamente nelle residenze, nella residenza dell'OIC della Mandria, ma che possano essere anche utilizzati nelle altre residenze sanitarie assistenziali. E abbiamo già verificato che addirittura questi strumenti, questi podcast, sono stati utilizzati anche al di fuori delle residenze, perché avevamo in mente anche questo. Molti brani sono anche favole per bambini. Avevamo in mente di farli arrivare anche all'esterno, alle persone comuni, ai nostri vicini, ai nostri parenti, a chiunque soffrisse di solitudine. Grazie. Benissimo, ringrazio Yolanda Gentile per questo interessante contributo che chiude un pochino la sessione legata alle esperienze e in particolare a quell'ambito della progettualità legata proprio al tema della relazione, delle connessioni, del sentirsi protagonisti attivi e generativi all'interno della comunità. A questo punto passiamo alla terza sessione di lavoro di questo convegno, che riguarda appunto l'ambito più legato, diciamo così, alla domiciliarietà e che come dire, area secondaria, insomma, della nostra progettualità. E avrei dato volentieri la parola alla dottoressa Michela Rigon, responsabile sanitaria, geriatra di Fondazione OIC Onlus, ma purtroppo non è riuscita a raggiungerci, si scusa infinitamente, ma appunto in questo momento il periodo richiede tanta attenzione a una serie di situazioni, quindi diciamo che ci ha pregato di lasciarvi i saluti e sarà con noi, speriamo, una prossima volta. Ad oggi, in questo momento, tra le soluzioni che vogliamo condividere con voi che ci ascoltate, ce ne parla la dottoressa Rapattoni, Monica Rapattoni, psicologa, psicoterapeuta, collega in OIC e direi appassionata di neuropsicologia. Ecco, lei ci porterà un contributo proprio sui processi legati all'invecchiamento attivo e passerà anche ad illustrarci un interessante dispositivo che ci aiuta proprio a mantenere l'autonomia della persona anziana. Prego Monica, la parola.
Buongiorno a tutti, buongiorno. Grazie Alessandra di questa presentazione. Aggiungo solo che oltre ad essere appassionata sono una studiosa, nel senso che questo tema richiede uno studio continuo e quindi continuiamo a studiarlo incessantemente. Allora introduco un po' l'argomento anche come avrebbe fatto la dottoressa Rigon e dico che vicino alle parole generativo, anziano generativo, sono molto orgogliosa di poter introdurre anche concetti di plasticità, neurogenesi e quindi continua gemmazione del cervello. Pensate che fino a 30 anni fa noi eravamo giovani, io e la dottoressa Bocchi eravamo giovani adolescenti, quindi non molto tempo fa, 30 anni fa, si pensava il dogma inflessibile era quello che il cervello, dopo il primo periodo che veniva definito critico della nascita, non producesse, non apprendesse più nulla, anzi nel corso del tempo andava incontro a delle perdite. Poi le neuroscienze hanno fatto tanti studi, grazie all'aiuto della tecnologia e quindi dell'introduzione delle risonanze magnetiche, del neuroimaging, hanno visto invece, hanno scoperto dei processi straordinari del nostro cervello, che continua invece una incessante gemmazione, generazione di processi neuronali che si modifica costantemente nell'arco di tutta la vita fino alla morte. E questa grandissima definizione scoperta, ovviamente ci si arrivò attraverso degli studi straordinari, bellissimi, pubblicati in tutto il mondo, di cui ne ricordo uno, che è senz'altro secondo me il più simpatico di tutti, mi viene da dire, oltre che fu anche uno dei più illustri, che è quello dei tassisti di Londra. Pensate che i tassisti a Londra, ecco, vedete, l'urbanistica di Londra è una delle urbanistiche più difficili da memorizzare al mondo, è un'urbanistica molto complessa. I tassisti dovevano memorizzare 25.000 mappe della città. Allora all'epoca i miei illustri colleghi decisero di studiare il loro cervello e videro incredibilmente che la struttura deputata ai ricordi, quindi alla memorizzazione, che si chiama ippocampo, era in questi tassisti di volume più grande rispetto alla norma. Ed è una struttura che vediamo nella zona temporale del nostro cervello, eccolo qua, no? È quella parte più celestina, quella struttura lì, e loro ce l'avevano di volume più grande. Pensate che cosa straordinaria. Ovviamente ci furono tantissime critiche rispetto a questo, perché dicevano no, uno fa il tassista perché nasce con l'ippocampo più grande. Allora presero gli studi e dimostrarono che l'ippocampo aumentava di volume in base, in correlazione agli anni di servizio. Ovviamente da lì non ci fu più possibilità di discutere questa questione, quindi sappiamo che il cervello si può modificare costantemente in tutto l'arco della vita e può contare su un tesoretto, quindi accumulare una serie di strutture, una rete di neuroni supplementari che costituisce praticamente durante tutta l'esistenza un'impalcatura del nostro cervello. Questa riserva, questa che noi definiamo la riserva cognitiva, si costruisce nell'arco della vita attraverso tutte le esperienze stimolanti che facciamo, l'istruzione, il lavoro, i viaggi, tutte le cose più interessanti che possiamo fare. Ecco, vedete qui il movimento è il nostro cervello, l'impalcatura è la nostra riserva cognitiva. Bene, abbiamo iniziato a stimolare in tutti i modi possibili il nostro cervello perché appunto gemmasse sempre di più, potenziasse sempre di più le proprie funzioni, le proprie capacità, la memoria, le capacità di ragionamento, il problem solving, di ragionamento logico, e lo possiamo fare, l'abbiamo potuto fare per tanti anni, l'abbiamo fatto 20 anni con la carta e la matita, e poi sempre di più con dispositivi sempre più innovativi, fino ad arrivare ad oggi alla medicina digitale, che ci ha consegnato da pochissimo tempo uno dei dispositivi più interessanti prodotti a Palermo, di cui volentieri ascoltiamo il racconto direttamente dai ricercatori che l'hanno sviluppato. Il tema di cui ci occupiamo è quello della neuroriabilitazione di disturbi cognitivi, come disturbi di attenzione, di memoria o di linguaggio,
che possono essere conseguenza di malattie neurologiche molto frequenti nella popolazione, come l'ictus cerebrale, le demenze, la malattia di Parkinson, la sclerosi multipla e così via. Tuttavia, al di là di queste patologie neurologiche conclamate, è noto che i disturbi di attenzione o di memoria possono far parte anche dell'invecchiamento cerebrale fisiologico, diciamo così, che interessa ovviamente tutta la popolazione. Quello che noi abbiamo sviluppato con le nostre ricerche scientifiche, condotte in diverse istituzioni di ricerca in Italia e nel mondo, è un dispositivo che è poi diventato anche un prodotto che agisce in maniera non invasiva sull'attività del cervello, rendendo, diciamo così, il cervello più plastico e più capace di rispondere alle sollecitazioni. Dunque in grado di potenziare funzioni come l'attenzione, la memoria e la capacità di decidere, di prendere rapidamente delle decisioni. Il dispositivo che abbiamo sviluppato è un dispositivo medico di classe 1, come si dice tecnicamente, quindi non invasivo, a cui abbiamo dato il nome di Mind Lenses, lenti della mente, diciamo così, che consiste in un paio di occhiali con delle lenti prismatiche. Le lenti prismatiche deviano il campo visivo verso destra o verso sinistra, così che gli oggetti non ci appaiono mentre indossiamo queste lenti nella loro reale posizione, ma ci appaiono appunto dislocati nello spazio. Perché quello che abbiamo scoperto è che in questo modo, cioè mentre il soggetto indossando le lenti prismatiche corregge automaticamente per le distorsioni indotte dalle lenti prismatiche, questo ha l'effetto di potenziare plasticamente l'attività del cervello. Quindi diciamo è un dispositivo indossabile, gli occhiali, inserito in una terapia digitale dei cosiddetti serious games che potenziano le funzioni cognitive. Il tempo di utilizzo, e questo diciamo che è uno dei vantaggi che conseguono questa scoperta, è un tempo piuttosto breve, nel senso che per ottenere un effetto di modulazione plastica, per così detta, del cervello, dunque di potenziamento delle funzioni cognitive, sono sufficienti 10 sessioni consecutive, ciascuna della durata di circa 10-15 minuti. Quindi tipicamente un modello di terapia va dal lunedì al venerdì per 2 settimane consecutive, con ciascuna sessione che dura 10-15 minuti. Per quanto riguarda l'età, non ci sono, diciamo così, delle indicazioni stringenti, nel senso che il prodotto può funzionare bene sia in età evolutiva, ad esempio per i ragazzini con disturbi dell'attenzione, i disturbi del neurosviluppo, sia nel paziente più anziano, ad esempio il paziente con demenza neurodegenerativa di Alzheimer, che comunque riesce a beneficiare di questo potenziamento della plasticità del cervello indotto dal prodotto. Ecco, non so se il video si è sentito bene, io non lo sentivo bene. Comunque noi abbiamo questo dispositivo qui, penso di poter dire di essere al mondo in questo momento, poter usufruire, perché è un dispositivo proprio di ultimissima generazione. Queste sono delle lenti prismatiche e il nostro intento all'interno appunto nell'ambito di questo progetto è quello di supportare appunto tutto il sistema e potenziare, fare in modo che il cervello di tutti i nostri residenti possa essere potenziato nelle sue funzioni, quindi possa essere stimolato sempre di più in maniera mirata. Abbiamo intenzione quindi di sottoporre questo training, un training che riguarderà 10 sedute, ogni seduta di 10 minuti per ogni abitante appunto della residenza nell'ottica appunto della prevenzione, cioè nell'ottica della prevenzione è di fare in modo che il cervello sia più resiliente agli attacchi del tempo e resiliente anche di fronte agli eventi traumatici che potrebbero essere, come per esempio l'insorgere di una patologia. Ecco, non so se mi sentite, se avete sentito tutto, che mi sembra di aver detto tutto nel tempo inclemente che abbiamo a disposizione. Grazie, ringrazio moltissimo dottoressa Rapattoni che ci ha dato la possibilità così di rendere visibile
un altro dispositivo tecnologico che sicuramente ci aiuterà appunto a potenziare le opportunità per le persone anziane, ma non solo, come abbiamo sentito. Benissimo, allora, visto che il tempo è davvero inclemente, io passo subito la parola al dottor Guido Masnata, responsabile della comunicazione in OEC e nonché in questo momento ci aiuta a governare la regia di questo convegno, e quindi lo ringrazio e passo a lui la parola perché ci aprirà lo sguardo su un'altra fase, un'altra azione del progetto che riguarda proprio la tecnologia a domicilio. Prego, dottor Masnata. Grazie. Allora cercherò di stare nei tempi, anche qualche cosa di meno. Fondamentalmente quello che noi abbiamo fatto all'interno di questo progetto è ragionare su quelli che sono stati alcuni protagonisti e alcuni bisogni. I protagonisti sono gli ospiti autosufficienti del Residence Airone, che sono persone che vivono nella loro vita in totale autonomia, però in un contesto libero, aperto, ma comunque con un certo livello di protezione che è garantito dalla Civitas Vitae Angelo Ferro. Ovviamente col passare degli anni, pur rimanendo persone autonome, hanno fatto emergere tutta una serie di bisogni. E questi due bisogni riguardano fondamentalmente un bisogno preponderante legato alla sicurezza in casa e fuori casa e un bisogno legato alla comunicazione tra i condomini, quindi tra gli abitanti di questi belli appartamenti e con l'esterno. Che cosa noi abbiamo fatto? Abbiamo fatto una serie di riunioni con queste persone, abbiamo identificato un bisogno che potremmo proprio approfondire come sicurezza, che significa cosa succede se mi sento male, la grande paura di cadere e quindi come tale di non essere in grado di lanciare un allarme, oppure come anche posso prevenire eventualmente le cadute in casa, o qualcosa succede se esco di casa, ho un momento di smarrimento e mi perdo e quindi questo cosa mi può succedere, cosa posso fare. Dall'altra parte il tema della relazione, che è stato il fil rouge di tutta questa giornata, è quello con i vicini, perché comunque, come avete visto nelle immagini, gli appartamenti sono tutti vicini, sono stati costruiti a suo tempo in una logica proprio di favorire la vicinanza e il rapporto con i vicini. Ovviamente con i familiari, queste sono persone anziane che hanno una propria rete familiare che non vive con loro, e quindi mantenere relazione con loro è assolutamente importante, e anche per fare delle cose nuove insieme. Negli interventi precedenti è stato evidenziato come la tecnologia ha aperto porte nuove per persone che mai avrebbero pensato di poterne beneficiare. È ovvio che poi ci sono latenti, nella nostra esperienza, tutta una serie di bisogni più sofisticati, ma che non sono emersi, non sono stati molto verbalizzati, perché i primari, quindi bisogni di sicurezza, è quello ritenuto fondamentale. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di fare una soluzione che fosse semplice, quindi l'uso di tecnologie molto facili, che fossero cosiddette a scaffale, cioè roba che si può comprare senza dover avere degli scienziati che se le vanno a prendere, che non avesse praticamente necessità di formazione, che potesse essere utilizzata per più scopi, in maniera tale da massimizzare l'investimento, e che fosse scalabile, vale a dire che potesse crescere con il tempo man mano che cambiassero le esigenze. E dall'altra parte la soluzione applicata è stata quella di spingere molto sulla cosiddetta peer education, vale a dire sul far sì che le persone si aiutino tra di loro, un'educazione tra pari. Abbiamo potuto capitalizzare l'esperienza fatta negli anni precedenti presso la Civitas Vitae Nazareth, dove c'è una scuola di domiciliarità dedicata anche a questi tipi di cose, e abbiamo aperto un rapporto con l'Associazione Informatici Senza Frontiere, che si è, che è partner operativo di questo progetto proprio nel fatto di occuparsi della parte esecutiva di rapporto, proprio perché è istituzionalmente il loro obiettivo. Abbiamo definito con un nome molto roboante lo Smart Aging Kit, che è fatto fondamentalmente da 3 tipi di oggetti: una serie di Amazon Echo Show, quindi sono quegli apparecchi, quegli altoparlanti attivati con la voce, con uno schermo grande quasi come un tablet, quindi piuttosto facile da vedere, una serie di luci e di sensori collegati alla rete wifi, e un altro oggetto che si chiama Winnet Silver, che fondamentalmente è un GPS con la possibilità di fare una telefonata.
Che cosa sono le funzionalità? Le funzionalità sono quindi la gestione vocale della caduta e che sarà collegata a quello che è il centro operativo del Santa Chiara. Quindi io cado e potrò semplicemente verbalizzare la richiesta di aiuto senza necessariamente raggiungere un campanello. Potrò fare una videochiamata programmata, quindi un eventuale servizio buongiorno per vedere come stanno le persone da parte dei colleghi della fondazione, e posso eventualmente fare un controllo visivo esterno, quindi dare un'occhiata su che cosa succede all'interno. Con le luci posso fare una cosa molto importante, che è l'illuminazione automatica del percorso notturno, una delle principali fonti di cadute, e ovviamente posso arrivare a gestire l'accensione delle luci, la luce programmata, accendere la luce da solo così evito di inciampare, eccetera. Con il WinAct invece posso fare una sorta di allarme di allontanamento, quindi posso concordare con le persone una zona sicura, e nel momento stesso in cui la persona, che ovviamente si deve portare questo oggettino che per capirci è grande come un telecomando di un'automobile, quindi quando esco da questo recinto scatta un allarme che andrà ad accendersi al centro operativo Santa Chiara, quindi come tale potrà esserci una segnalazione che la persona sta uscendo dalla zona che lui aveva ritenuto sicura. E in questo senso, tramite smartphone o PC, posso poi vedere dov'è la persona e quindi gestire il suo recupero, e posso anche, nel momento stesso in cui semplicemente non mi sento tanto bene, ma vorrei una voce amica, fare una telefonata di emergenza, perché di fatto questo apparecchio può permettere anche di fare una telefonata. Ovviamente tutti questi aspetti ci interrogano da un punto di vista fondamentale, che è quello della privacy, nel senso che questa erogazione di servizi significa che la persona deve in qualche maniera un pochino abdicare alla sua gestione della privacy. È una questione di rapporto costo-beneficio, nel senso che nel momento stesso in cui io non voglio far sapere a nessuno dove sono, ovviamente non userò un oggetto come il WinAct, ma d'altra parte se poi mi perdo nessuno potrà venirmi a trovare, quindi bisognerà trovare un punto di incontro da questo punto di vista. Lo stato dell'arte è questo. Lo stato dell'arte è che abbiamo fatto appunto questa serie di incontri collettivi, abbiamo raccolto le esigenze, presentato le soluzioni, abbiamo questo accordo che è in corso con Informatici Senza Frontiere, che si occuperanno proprio dell'installazione, della formazione. Abbiamo in casa i materiali, purtroppo il Covid ha mandato in malora tutti quelli che erano i nostri programmi, quindi abbiamo dovuto stoppare l'attività esecutiva, ma contiamo che da 15 giorni, da cui si potrà ripartire in sicurezza per tutti, potremo essere completamente operativi. Quali sono le prospettive? Le prospettive sono un'estensione quantitativa, che significa estendere la dotazione di questi kit anche ad altri appartamenti e in generale anche a strutture analoghe, quindi il senso anche di questo racconto è far sapere, far vedere che queste cose possono essere applicate anche in maniera autonoma, e proseguire poi nella disseminazione della cultura che sta dietro tutto questo attraverso il sito longevitativa.org, che è il sito di questo progetto. L'estensione qualitativa significa andare a ampliare ad altri servizi i bisogni disponibili, vale a dire le videochiamate con i familiari, si possono fare giochi online, si possono ambientare le luci, si possono attivare dei memorandum per gli appuntamenti, e si possono anche impostare dei memo dei farmaci, vale a dire tutti dei servizi che in questa fase di progetto non sono emersi come, diciamo, percepiti, ma che sappiamo che poi naturalmente, siccome come si dice l'appetito viene mangiando, salteranno naturalmente fuori. Io ho chiuso e ripasso la parola ad Alessandra. Benissimo, ringrazio il dottor Marsnata per questa interessante contributo. Direi che è andato a completamento rispetto a quello che è l'area progettuale della domiciliarietà e nell'ambito del nostro progetto Regione Veneto. Dunque, a questo punto passo la parola a Lorena Barison, a dottoressa Barison, che è responsabile del servizio accoglienza in Fondazione OIC, e ci parlerà proprio dell'importanza dell'assistenza domiciliare come parte integrante della filiera della fragilità. Prego, dottoressa Barison. Ciao Alessandra, grazie della parola. Buongiorno a tutti. Vedo che sono un po' buia, ma ho la luce, forse va un po' meglio così, ho la luce alle mie spalle, quindi risulta un po' scura. Sì, la domiciliarietà, perché poi la domiciliarietà? Da qualche anno la Fondazione ha intrapreso questa esperienza
ritenendo la domiciliarità appunto un elemento, un tassello importante per la filiera dell'invecchiamento. Cosa c'entra poi la domiciliarità con il convegno di oggi, quindi con gli anziani generativi e l'invecchiamento attivo? C'entra perché la domiciliarità appunto è un servizio pensato apposta per le persone a casa loro, per rispondere a bisogni appunto del territorio, senza quindi dover in qualche modo far uscire, sradicare le persone dal loro ambiente familiare e dalla loro abitazione in cui hanno sempre vissuto, e quindi un'integrazione di servizi direttamente a casa che permetta recupero di un'autonomia, recupero di un momento particolare di bisogno, un posto acuto probabilmente dopo un'ospedalizzazione, un intervento, quindi un supporto molto mirato e personalizzato a casa che permetta o il mantenimento di alcune autonomie già presenti o eventualmente il recupero di autonomia anche di tipo funzionale o di stimolazioni cognitive che sono momentaneamente perse per qualche intervento. Quindi questo servizio appunto domiciliare che attiva la nostra fondazione è in studio, insomma, un po' di sviluppo da un paio d'anni e ha proprio questi obiettivi. Noi ci siamo dati per il momento un'organizzazione che parte dai servizi erogati dal Centro Nazareth, e questo per legare l'assistenza domiciliare all'esperienza che si è fatta in tanti anni, insomma in 60 anni di storia dell'OIC, ma che l'esperienza che è stata fatta in tanti anni appunto all'interno della residenza, questa esperienza può essere appunto portata a casa. E quindi abbiamo collegato il servizio alla nostra sede storica, il Centro Nazareth, un po' per partire, e quindi poter esportare la professionalità e l'esperienza di una gestione residenziale direttamente a casa delle persone che richiedono il servizio, che insomma si affacciano a noi un po' cercando un aiuto. In che cosa consiste sostanzialmente l'assistenza domiciliare? C'è un team di persone, un case manager che vanno a casa dell'interessato, parlano con la famiglia, con i figli, con le persone di riferimento. A volte esiste già un'assistenza quotidiana che può essere la classica, chiamiamola così, badante, e si capisce quali sono un po' i bisogni e le necessità dell'anziano a casa, quali sono gli obiettivi anche di recupero eventualmente che ha in mente l'anziano o anche la famiglia, e si progettano appunto degli interventi che possono essere di tipo riabilitativo, di stimolazione cognitiva, di gestione dei farmaci, oppure di assistenza di base, quindi per un aiuto in casa per le quotidiane attività. Questo anche ad integrazione con quello che dicevamo prima, può essere già la badante a casa, la badante che non ha delle competenze specifiche come quelle eventualmente dell'operatore sociosanitario, può essere anche formata dall'operatore sociosanitario nei suoi interventi per qualificare anche la sua attività continuativa poi con l'anziano a casa. Quindi poi tra le attività che possono essere offerte c'è anche un supporto relativo alle pratiche sociosanitarie, cioè cosa fare, dove andare, chi chiedere per avere presidi dell'USL, per attivare una richiesta di un'autosufficienza, per attivare una richiesta di accompagnatoria e quant'altro, e un rafforzamento anche appunto di una rete sociale, eventualmente con il supporto anche di altri professionisti. I professionisti afferenti a questo tipo di servizio quindi sono molteplici, vanno dall'operatore sociosanitario, l'infermiere, il fisioterapista, lo psicologo su necessità, l'educatore professionale per la stimolazione cognitiva, e poi su necessità appunto c'è il geriatra o altre figure che dovessero essere insomma di
di riferimento. Da poco abbiamo attivato un progetto un po' sperimentale. Noi appunto al Centro Nazareth fino all'anno scorso, diciamo, avevamo attivo un centro diurno che per l'emergenza Covid, insomma, in questo momento non è aperto, non è attivo. È un centro diurno per persone con disabilità cognitiva, sostanzialmente con decadimento cognitivo e con demenza. Le famiglie purtroppo che non possono più venire al centro diurno soffrono molto a casa, mancando appunto un sostegno importante per i loro cari. E abbiamo pensato in questo caso da poco, insomma, di attivarci con un servizio domiciliare anche per loro, quindi un progetto probabilmente personalizzato, forse su determinati aspetti più che su altri, e quindi di anche per loro di dare un supporto a casa diverso, se vogliamo, rispetto a quello che era portare l'anziano al centro diurno e quindi lasciarlo lì una giornata e poi venirlo a prendere. Un progetto diverso che in questo momento purtroppo di Covid permette comunque di lasciare l'anziano a casa propria e quindi di mantenerlo con una maggiore sicurezza nel proprio ambiente familiare, quindi con minor contatti con altre persone, però allo stesso tempo di dargli un supporto o di tipo riabilitativo, di tipo di stimolazione cognitiva che appunto viene sviluppato insieme a questo. Ecco, un'integrazione che ci siamo sentiti di attivare proprio perché appunto il centro diurno, non essendo stato riaperto, ha lasciato dei bisogni latenti che appunto con il servizio domiciliare si può intervenire. Abbiamo avuto anche diversi apprezzamenti dagli interventi che sono stati fatti insomma in questi anni e diversi feedback di apprezzamento. La cosa che ci riconoscono di più è l'aiuto che possiamo dare proprio a casa alle persone che in determinati momenti appunto si sentono un po' anche perse, magari un po' sole nell'affrontare le problematiche dei loro cari che stanno invecchiando. E quindi anche qualcuno ci ha detto, insomma, è bello vedere, uno dei feedback che ci è arrivato, è bello vedere che qualcuno lavora per costruire, quindi per costruire appunto qualcosa e per portarlo avanti, insomma, per mantenere il più possibile l'anziano a casa propria e con le proprie autonomie residue il più possibile, insomma, nel tempo. Quindi ecco, questa è la nostra esperienza, questo è quanto intanto sta facendo la Fondazione, integrato con tutti gli altri servizi ovviamente, che sono più di tipo residenziale, quindi diciamo storici, per cui la Fondazione è conosciuta, ma questo servizio integra proprio la filiera dell'assistenza alla fragilità. E in questo senso sappiamo che nel territorio ci sono molti bisogni di questo tipo e quindi noi ci stiamo attivando il più possibile per farlo conoscere e per poter aiutare più persone possibili anche a casa loro. Grazie Alessandra, a te la parola. Grazie mille a Lorena Barison, che ci ha fatto proprio cogliere l'importanza di questo ambito, perché per essere protagonisti della propria vita è necessario essere il più possibile autonomi. Quindi grazie davvero. Adesso ci avviciniamo alle conclusioni di questa giornata e dunque passerò la parola al dottor Fabio Toso, con qualità di coordinatore del tavolo Salute, Sport e Benessere, uno dei tavoli avviati in collaborazione con il CSV di Padova in occasione proprio di Padova, capitale europea del volontariato. Prego, dottor Toso. Ma mi pare che questa di oggi potrebbe essere stata una riunione del tavolo salute, sport e benessere, perché chiaramente i temi di cui abbiamo parlato, di cui avete parlato tutti, è come si può stare bene, come ci si può stare in salute, e credo che uno degli elementi che sia apparso oggi sia proprio quello di prima di tutto avere un ambiente che stimola, un ambiente di relazione, quindi un ambiente anche in mancanza di relazione fisica, ma di relazione
anche attraverso le tecnologie, come avete dimostrato molto bene oggi. Questo intreccio tra salute e benessere e credo sia fondamentale che venga, come dire, valorizzato attraverso tutte le sue specificità. Mi è piaciuto molto l'intervento dove si parlava proprio come le tecnologie possono stimolare ancora, sempre e costantemente le capacità cognitive delle persone. Quindi figuriamoci cosa può essere la relazione nella stimolazione delle persone. Ecco, quindi credo che questo sia uno degli elementi chiave. Voi sapete che quando negli obiettivi dell'ONU 2030, quei 17 obiettivi, il terzo obiettivo è proprio quello di diffondere la salute e il benessere e migliorare la salute e il benessere delle popolazioni. Uno degli elementi da promuovere è proprio il fatto che le persone si sentano in un ambiente di benessere. Quindi, come tavolo salute, sport e benessere, una delle attività che abbiamo proposto è stata proprio quella di andare a incontrare le persone. Le associazioni di volontariato che ne fanno parte hanno elaborato questo progetto che è proprio quello di dire: andiamo in giro con dei camper dove le associazioni accolgono e incontrano le persone, perché spesso le persone, quando devono cercare qualcosa, devono cercare un sostegno, magari fanno fatica, non conoscono, quindi spesso i servizi devono andare incontro alle persone. È una cosa molto importante questa, quindi non quello solo di costituire dei servizi, ma anche quello di poter preoccuparsi dell'incontro delle singole persone. E poi sappiamo che l'incontro con le persone come dire, stimola ancora di più il dialogo, l'aprirsi e trovare un ambiente di, come dire, che possa rappresentare in se stesso qualcosa di percepito come qualcosa di amico. Ecco, un amico è rappresentato da una persona fisica, un sostegno è rappresentato da una vicinanza fisica. Ecco, quindi l'idea del tavolo di portare questi camper, che sono due camper, uno dell'Associazione Medici di Strada e l'altro della Croce Rossa, come dei punti, dei focus di riferimento nei vari quartieri di Padova, dove le associazioni di volta in volta presentano la loro attività, ma soprattutto incontrano le persone, che è la cosa più importante. Quindi questo è un grande evento di promozione delle associazioni, ma soprattutto un evento dove le associazioni lavorano insieme. Questo è un altro elemento importante ottenuto da questo percorso del tavolo, cioè che le associazioni hanno cominciato a lavorare di più insieme, ma non solo come collaborazione con specifiche caratteristiche, quindi mettere insieme le due specificità delle associazioni, 2 o 3 che sono, ma progettare insieme. E quest'idea del camper è nata proprio da un pensiero d'insieme. Io credo che sia difficile poi tornare indietro da questa capacità di collaborazione. Quindi in questo senso il patrimonio generato da Padova Capitale Europea del Volontariato sarà valorizzato soprattutto e sicuramente anche in futuro. Quindi ecco, questa iniziativa fra l'altro è stata accolta dal Comune di Padova proprio perché durante il loro progetto di invecchiamento attivo che prevede appunto la somministrazione di un questionario a ultra 65 anni rispetto all'utilizzo della tecnologia, ha colto come la presenza del camper in giro per i quartieri della città un elemento importante per incontrare proprio quei longevi che magari in altre maniere non si riescono a incontrare, ma soprattutto far vedere che l'organizzazione di questo progetto va incontro alle persone. Ecco, questo è un altro connubio che è nato dal tavolo Salute, Sport e Benessere, dalla progettazione sull'invecchiamento attivo del Comune di Padova, cioè quello di insieme andare a incontrare fisicamente le persone. Credo che questo sia un po' un filo conduttore di questo progetto. Ecco, quindi da questo punto di vista credo che queste sinergie non facciano altro che dimostrare che quando si costituisce una rete, la rete facilmente riesce a aggregare altre maglie e altri elementi che partecipano diventano a loro volta promozione di ulteriori
reti, quindi ognuno può essere solo un elemento della rete oppure un nodo della rete, come succede nelle reti informatiche. Ecco, quindi credo che sia veramente importante tener conto che il distanziamento sociale non può essere tollerato, perché è possibile attraverso la tecnologia mantenere il contatto sociale nonostante il distanziamento fisico. Quindi ecco che questi due connubi, la rete, il concetto di rete, il concetto di relazione, la rete, sapete, no, quando si dice facciamo le cose senza rete, cioè senza protezione, ecco invece no, quando esiste una rete di associazioni, una rete di relazioni con delle regie sapienti, allora ci si sente più protetti. La città e i cittadini, soprattutto quelli più fragili, quelli più in difficoltà, si sentono più protetti, più accolti. Quindi questo credo che sia un elemento importante, rete come protezione. Quindi ecco, questo elemento, credo che questa iniziativa, che purtroppo, ripeto, soffre dei vincoli in questo momento della situazione di diffusione del Covid, ma che è pronta assolutamente appena possibile a svilupparsi e a ripartire. Quindi ecco, questo è un elemento che costituirà soprattutto per l'inizio dell'anno prossimo un'attività molto molto interessante. Ecco, quindi volevo proprio ricordare che questa attività si aggancia proprio perfettamente in quello che è tutto il progetto di invecchiamento attivo già illustrato e spiegato bene oggi, insomma, ecco. Quindi adesso mi pare che siamo alle conclusioni, quindi volevo chiudere questa giornata, questa bellissima giornata. Credo che molti materiali apparsi in questa giornata verranno ulteriormente proposti e riproposti, perché è stata una giornata non solo dove abbiamo visto cose fatte, ma la considererei una giornata di studio, di approfondimento. E ripeto ancora, chi tanti anni fa come il professor Ferro, ha parlato di che cosa la longevità possa essere una grandissima risorsa per la società. Avere molti longevi vuol dire avere una società migliore, vuol dire avere una società che guarda al futuro. Se pensate, sono tutti termini che anni fa venivano vissuti quasi in contraddizione, invece adesso noi li viviamo così. Per noi i longevi sono protagonisti di relazioni generative, di una società più accogliente, più a misura della persona e dove tutti si possono sentire molto meglio. Quindi su questo io credo possiamo dire siamo nelle tracce di persone che hanno guardato molto avanti, e sta a noi oggi la responsabilità, con le nostre capacità, con le nostre potenzialità, di andare ancora oltre, proprio per dire sì, effettivamente la generatività dei longevi si è dimostrata a tutti gli effetti. Grazie a tutti, grazie per la giornata, grazie per le competenze, grazie per tutto il lavoro fatto, e sarà sicuramente valorizzato nel migliore dei modi. Grazie a tutti e buona giornata e buon lavoro.